Benvenuti, oggi è sabato 31 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 19:31. La luna sorge alle 3:34 e cala alle 18:31. Oggi si celebra San Raimondo. Il nome Raimondo ha origine tedesca e significa protezione divina. Il 31 agosto si celebra la Giornata internazionale della solidarietà, un'occasione per promuovere lo slancio verso il prossimo. Istituita dall'ONU nel 2005, questa ricorrenza ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema e al contempo di stimolare azioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive situazioni di disagio. Il tema della solidarietà è richiamato anche dalla Costituzione italiana, nell'articolo 2 che recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Sono 72 le candeline per il comico e conduttore TV Enzo Iacchetti. Molto attivo a teatro, ha lavorato nel Maurizio Costanzo Show e ha preso parte anche ad alcune fiction. Dal 1994 conduce con Ezio Greggio il telegiornale satirico Striscia la Notizia, di cui è uno dei volti storici. Festeggia 77 anni l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, uno dei più grandi protagonisti del management italiano. Dal 1991 al 2014 è stato presidente della Ferrari, mentre ha guidato la Fiat dal 2004 al 2010. La sua storia col cavallino è cominciata nel 1973 come assistente di Enzo Ferrari e come responsabile della squadra corse. Sotto la sua gestione, la casa automobilistica ha vinto il campionato mondiale costruttori di Formula 1 per 3 anni consecutivi e 2 campionati mondiali col pilota Niki Lauda. Infine, oggi compie 75 anni l'attore americano Richard Gere. Nel 1978 ottiene il primo ruolo da protagonista nel film I giorni del cielo, per il quale riceve un David di Donatello. Gli anni 80 lo lanciano tra i belli di Hollywood con American Gigolo e Ufficiale Gentiluomo, premiato 2 volte agli Oscar. L'apice della carriera lo raggiunge con la commedia Pretty Woman, accanto a Julia Roberts. Convertitosi al buddismo, sostiene i diritti umani dei monaci tibetani. Usciti dall'hotel Ritz di Parigi, Diana Spencer, Lady Di, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, col nuovo compagno Dodi Al-Fayed, figlio del milionario egiziano, si allontana su una Mercedes cercando di seminare i fotografi. È appena trascorsa la mezzanotte del 31 agosto 1997. Imboccano a gran velocità il tunnel sotto il ponte dell'Alma, l'urto sul muro e poi la fine della corsa contro il pilone del ponte. Lo schianto è fatale per Al-Fayed e l'autista che muoiono sul colpo. Diana, ancora in vita, viene trasportata in ospedale dove spirerà 2 ore dopo. Sulle cause dell'incidente si avanzano tesi complottistiche che si scontrano con la verità delle indagini. L'autista aveva nel sangue quantità di alcol 3 volte più alte della soglia consentita. Sapete cos'è la luminescenza? È un processo in cui un materiale assorbe energia da una sorgente esterna e poi la riemette, come nel caso delle stelline che vengono attaccate alle pareti delle stanze dei bambini. Ed è proprio grazie alla misura della luce emessa che si possono datare resti di edifici, come mattoni e malte, ma anche ceramiche e terracotte, attraverso tecniche e metodi molto precisi della nostra amata fisica.
Buon weekend ai 12, l'ultimo giorno di agosto lo salutiamo con una splendida e aggressiva luna in Leone, passionale e calda, ma con effetti benevoli sia sulla Venere ma anche su Urano, quindi molta volatilità oggi nello zodiaco. Andiamo a vedere. Ariete, ottima la luna in questa configurazione proprio perché questo stupendo trigono vi motiva e vi rende comunque forti e sapienti delle vostre sensazioni e convinzioni, anche se la Venere è in opposizione avete chiarissimo quali sono le difficoltà e i limiti, vi sentite comunque innamorati e la certezza che le vostre intuizioni hanno fatto centro. Toro, oggi la luna inizia una quadratura, per cui oggi vi potreste sentire un po' disattesi, probabilmente il partner dovrà dedicarsi in questo weekend a delle cose che un po' vi precludono la totale libertà d'azione. Essendo un periodo molto romantico per voi, rimanete un po' male, ma all'ultimo minuto ci penserà il trigono Urano-Venere a farvi una sorpresa in serata. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede sempre una certa confusione tra Venere e Nettuno e Giove e Marte che voi ospitate, ma la maturazione complessiva dei vostri sentimenti vi porta comunque di nuovo a poter dialogare, proprio perché Mercurio e Giove nel loro sestile hanno un forte bisogno di parlare e di parlarvi. Cancro, la giornata di oggi prevede una luna pratica di seconda casa che vi obbliga anche a una programmazione un pochino più razionale tra voi e il partner e i vostri sentimenti di un progetto abbastanza importante. Oggi un po' di serietà in più nel dialogo affettivo. Leone, la giornata oggi saluta l'ultimo giorno di agosto con una luna nei vostri gradi che vi consola un po' dell'abbandono di alcuni pianeti. La luna presto sarà congiunta a Mercurio e oggi troverete comunque tutta la voglia di piacere e di piacervi. La luna è anche il modo di vedersi, quindi oggi è una giornata ideale per fare pace con se stessi e con la propria stanchezza. Vergine, una luna molto emotiva oggi proprio perché si muove nell'area della vostra 12ª casa. La presenza di Mercurio vi suggerisce che non sempre servono le parole, a volte potreste essere rassicurati anche solo con degli sguardi, mentre intanto l'opposizione con Saturno sta piano piano spegnendosi e voi siete un po' più certi dei risultati futuri del vostro operato lavorativo. Bilancia, la giornata di oggi continua ancora con un bell'accordo tra Luna e Venere che ospitate nei vostri gradi e il bellissimo trigono con Plutone. Oggi la certezza è assolutamente quella che ha a che fare con gli amici e gli accordi presi anche all'ultimo minuto. Probabilmente oggi avrete voglia di concludere le vostre vacanze in una maniera serena e scanzonata prima di ributtarvi in un ambito lavorativo dalla settimana prossima in poi veramente molto impegnativo. Scorpione, la giornata di oggi prevede l'inizio di una quadratura della Luna, quindi l'emotività che per adesso vi contraddistingue viene un po' aumentata. Certamente però c'è un richiamo all'ordine lavorativo, per cui se non siete già rientrati dovete correre ai ripari per organizzarvi un po' bene, soprattutto perché questa volta volete essere ambiziosi e darvi una certa visibilità e un grado di risalto che il lavoro ancora non vi ha concesso. Sagittario, giornata che prevede una stupenda luna di trigono che quindi fa risalire l'umore, vi rende romantici e vi permette persino di passare del tempo di intimità con il partner. Oggi anche il relax sarà possibile, ma in serata una bella cena e una buona socialità aiuteranno comunque a completare l'inizio di un weekend assolutamente favorevole e positivo. Capricorno, la giornata di oggi prevede la fine dell'opposizione della Luna, quindi l'umore risale e i sospetti diminuiscono, quindi sursum corde, siate più sereni e più morbidi. In tutto ciò la bella Venere fa ancora i capricci, ma si sa, l'amore è fatto così, di alti e bassi.
A proposito di alti e bassi, Acquario, sempre con le vostre ondulazioni e modulazioni sentimentali e affettive, Venere è dalla vostra parte, la Luna no, la Luna vi obbliga a vedere un po' di vostri difetti, anche delle vostre reticenze nel lasciarvi andare a dei rapporti affettivi che non sempre vi convincono. Forse siete un po' distanti anche in termini logistici, cercate comunque di trovare la giusta comunicazione e di non fare sentire esclusi chi nutre dei sentimenti per voi. Pesci, giornata che dismette il trigono poderoso della Luna e che vi lascia in compagnia dell'opposizione Sole-Saturno, che però si attenua un po'. Oggi è assolutamente lucida e chiara la visione e sembrerebbe anche essere l'ultimo weekend in cui potete concedervi ancora un po' di libertà, dopodiché poi occorre un piano organizzativo e la presenza di Saturno nei vostri gradi non vi farà mancare di certo. È notte fonda a Whitechapel, quartiere popolare della periferia di Londra. Alle 3:45 del 31 agosto del 1888 Charles Cross e Robert Paul fanno una macabra scoperta. Riverso a terra in un lago di sangue c'è il cadavere di una donna, orrendamente mutilato in diversi punti. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni, riconosciuta in seguito come la prima vittima accertata del serial killer passato alla storia come Jack lo Squartatore. Siete pronti per un tuffo nel mondo dei modi di dire? Oggi vi spiego Jump the Shark, cioè saltare lo squalo. Questo modo di dire deriva da un episodio della serie TV americana Happy Days. Nell'episodio in questione Fonzie, per attirare l'attenzione degli spettatori, salta con gli sci sopra uno squalo. Da allora Jump the Shark si usa per descrivere un programma che raggiunge un punto di declino e smette di essere interessante. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Una donna affascinante, Alma Mahler-Schindler. Legge Nietzsche, studia il greco, compone musica e ama uomini famosi. Tra i suoi compagni c'è anche Klimt, con cui iniziò una relazione a 17 anni e poi sposò Gustav Mahler, un uomo molto più anziano. Dopo la morte di Mahler si sposò con Walter Gropius, ma l'amore tumultuoso con Oskar Kokoschka la segnò profondamente. Quest'ultimo le scrisse lettere d'amore per oltre 30 anni e addirittura creò una bambola con le sue fattezze. Infine si unì a Franz Werfler, che dovette scappare per fuggire al nazismo. Alla fine la sua vita la portò negli Stati Uniti, dove divenne vedova nel 1945. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è un ospedale in cui ciascun paziente è posseduto dal desiderio di cambiare letto. E anche la puntata di oggi finisce qui. Ci ritroviamo domani per nuove curiosità scientifiche ed informazioni di ogni genere. Vi aspetto, buona giornata dalla vostra Martina.